Bene, allora buongiorno a tutti, benvenuti. Siamo qui al quinto anno del progetto Persona e quindi volevo unirmi ai ringraziamenti alla Fondazione Ghirardi, al dottor Cavinato che da 5 anni ci ospita in questo progetto e in cui abbiamo realizzato qui 7 eventi. In aprile abbiamo avuto anche un evento più clinico in cui abbiamo avuto la partecipazione di un centinaio di utenti che hanno portato le loro rappresentazioni musicali proveniendo dalle varie realtà del territorio all'interno delle strutture della salute mentale. Quindi non avremo ancora chiaramente un'evidenza scientifica assolutamente provata, ma una clinica sì, perché un centinaio di utenti sono venuti, hanno utilizzato la musica, hanno cantato insieme a noi e ci hanno raccontato che hanno dei progetti in cui cantano insieme e, come dice anche una canzone che è stata presentata, sembra che cantare fa bene. In questa dimensione è stato pensato il progetto Persona, un progetto che cerca di vedere come il suono, la musica possano contribuire all'identità e quindi alla salute e alla salute mentale. In questo, come ricordava anche il dottor Monfante, c'è necessità di una dimensione gruppale, di una dimensione armonica, ma anche questo progetto un po' lo dimostra, perché se siamo qui è perché all'interno del Dipartimento di Salute Mentale c'è una possibilità di poter organizzare momenti di questo tipo che, come sappiamo, hanno bisogno anche di una collaborazione a tutti gli effetti. Se noi siamo qui oggi è perché a bottega, a casa, c'è qualcuno che porta avanti il lavoro e questo viene fatto in armonia e con le risorse un po' di tutti. L'evento in aprile si chiamava Tradizione, Cura e le vie dei canti. Il dottor Cavinato ci ricorda che stiamo diventando una tradizione qui. Comincio a incontrare qualcuno, qualche collega che non è qui in locale, che mi ricorda, beh, ci vediamo a ottobre come al solito. Ecco, non ho ben capito se questo come al solito sia totalmente positivo o meno, se ci segnali che forse è anche ora di cambiare qualcosa, ma comunque insomma, sembra essere un appuntamento che in qualche modo ci ricorda che abbiamo uno spazio per poter pensare. La regola e l'eccezione è anche il motto del progetto Diversamente di quest'anno. Questa iniziativa aderisce al progetto Diversamente, progetto che cerca di avere un dialogo aperto e costante con la popolazione generale. Parliamo di arte della cura, parliamo di arte della terapia, certamente le regole sono fondamentali, però all'interno delle regole è importante mantenere anche uno spazio per potersi pensare e pensare assieme al paziente qualcosa che possa esulare. In questo abbiamo qui oggi musicisti che dell'arte dell'improvvisare sono maestri. Abbiamo il maestro Signorini e il maestro Tonolo, che sono i direttori del Conservatorio di Padova e di Vicenza, spero di non sbagliarmi, della cattedra di improvvisazione. Chi più di loro potrà un po' farci vedere come all'interno della musica sia importante capire e interiorizzare le regole, però poi per poterle anche dimenticare. La regola, come sappiamo, era lo strumento antico latino per avere unità di misura costante e riconosciuta. All'interno della regola, quindi, anche uno spazio per poter pensare insieme qualcosa di nuovo. Buon ascolto a tutti e buona partecipazione.